Metà ottobre faremo la festa regionale della Lega, la faremo a Treviso. Dunque non solo una festa provinciale della Lega che per anni ha animato a fine settembre il prato di fiera alle porte di Treviso, per essere poi sospesa e riproposta negli spazi del mercato ortofrutticolo, ma un evento di più ampia portata che convoglierà nel capoluogo della Marca militanti, sostenitori ed esponenti del Carroccio da tutto il Veneto. Perché nonostante il macigno che ieri si è abbattuto sul partito con la sentenza che conferma il sequestro di 49 milioni di euro, i sondaggi parlano di un consenso in ascesa per la Lega di Salvini e così i vertici regionali intendono dar vita ad una festa regionale, o meglio nazionale, nella città riconquistata dal Carroccio con le elezioni di giugno. La stiamo costruendo diciamo, con tutta la parte organizzativa, la festa della Lega ritornerà a Treviso, anche perché dopo la vittoria di Mario Conte vogliamo rimettere Treviso al centro di quella che è stata la grande Lega di Gentilini e di Gobbo naturalmente. E di Zaia. Ancora top secret la location che a fine ottobre ospiterà la festa. Indiscrezioni parlano di uno spazio ampio, forse alle porte della città, facilmente raggiungibile e in grado di ospitare migliaia di persone. E naturalmente già tutti i leghisti attendono il ritorno nella Marca del ministro Salvini.